Allora, la lingua italiana cosa sia? Premessa. La famosa opera di Dante Alighieri, la Divina Commedia, che qua in Italia tutti studiamo scuola, tutti quanti, anche 2 o 3 volte nel giro del ciclo di studio obbligatorio. La se, il frutto, cioè il testo che avremo da Divina Commedia, che ne mostra le sue scuole, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. E avanti così. Peccato che attualmente in tutti i testi che mi abbia mai studiato, che mi piace Dante, mi piace tanto che recito Dante in Veneto, in traduzione Veneto del 1875, una data importante, e in tutti i testi che mi abbia mai visto è sempre scritto nel mezzo con do z, come che si scrive in standard italiano anco. Premesso che non avevamo nessun documento scritto di Dante, non avevamo non so, il testamento olografo, non avevamo come si dice, un codice scritto da Luco dentro la Divina Commedia, o tocchi della Divina Commedia scritti a man. Non avevamo niente di suo. Di conseguenza non sapevamo come che esattamente lui intendeva scrivere che singole parole là. Tanto per stare già fermi sul problema della Divina Commedia, che è dei primi del 300, Dante e il More nel 1321. E sta de fatto che il primo, la gonga qua da qualche parte, vabbè, non so se si vede da sola, vabbè, è il primo testo prima stampa, la edizio princeps, come che si dice, della Divina Commedia di Dante Alighieri, che è del 1472, di conseguenza buoni 150 anni dopo che Dante era morto. Nel mezzo si scrive con la C con la sediglia. Altri testi scrive con una Z solo, come in Veneto, meso. Di conseguenza, numero 1, non c'è una certezza su come che Dante l'aveva scritta lui. Potremmo ipotizzarlo solo guardando testi che avevamo del 1300 in Fiorentin, ma sapendo che il signor Dante, dopo che essere stato esiliato da Firenze, poi i motivi delle guerre interne, dei faide interne che era a Firenze, lui si sta esiliato, perché a sua passione ha perso la guerra, insomma, in civile, ecco. Lui sta in giro anche per il Veneto, lui sta a Verona tanto tempo, lui è morto tornando da Venezia per una missione diplomatica. No. A quanti modi diversi di scrivere, non solo toscani, ma anche a veneti e lombardi, io sta esponesto. Lui come magari si è scritta a sua Divina Commedia? Come la Gaia ho scritta? Non lo sapevamo. Se fa un'opera filo e osega di ricostruzione delle cose che si ipotizza che lui abbia questo fare. Ma su scuole viene trasferito mia il testo letterario filologicamente ricostruito, le cose che probabilmente Dante in del 1300 a man è scritto. Ma quello che scolasticamente, se vuoi far vedere, è standard della lingua italiana. E sa qua ti ho risposto, Fernando, perché non sappiamo neanche come che l'ha scritta. Se neanche non sappiamo come che l'ha scritta, figurarsi sapere come che si pronunziava. Perché se mi scrivo un mezzo con una Z o qualcico a qua sedia, no? Come che in francese, bien che altro in portoghese sia, sì, esatto. Non posso sapere se sotto l'A è scritto messo, meso, mezzo, 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 mezzo. Chi è che lo sa? Tanto è che anco, perché dimandi a un toscano, come che si dice casa, e tutto l'italiano standard è casa, non tanto somigliante con il standard del portoghese. Ma un toscano, anzi un napoletano, e ti dice casa, come il standard del spagnolo. Mi casa è tu casa, no? Perfetto, penso che come Edoardo va a essere. Oh, ecco. E se mi invece che domando a un toscano di un co', donca diatopicamente mi fermo su Firenze, su Toscana, e mi sposto in Drio, anzi in vanti da Dante, dei 700 anni anco
un fiorentin de Ancò, come se che dice casa e dice casa. Bon. E ora, cosa io l'italiano? È sensibilmente differente da cosa che ha pensato, scritto e detto Dante. Non lo sapevamo. Anche perché a livello metrico, un endecasillabo sta in PE, sia che mi dica messo, mezzo, non cambia niente. E sta in PE stesso perché il numero di sillabe e il ritmo è stesso. La sillaba tonica, la sequea, che dopo che metta la Z, la Z, la Z, quello che voglio, non cambia niente. Più complessivamente, invece, come se che si arrivai all'italiano de ancora. Come e quando. E tanto come che avevo detto prima, l'italiano si arriva in te, no? Mi sono suo in l'anno 1988. Quindi a mia generazione, gli ultimi, per conto quindi i primi anni 90, 90, 91, 92, siamo gli ultimi, ma il stesso che siamo e non siamo vecchi di 100 anni, che casa parlava solo in Veneto. Mi casa non ho mai parlato in italiano. Non mi serviva. Non mi serviva. Ho imparato a scuola. E io stesso, non è che sono diventato bauco perché parlavo solo Veneto. Anzi, vorrei dire, ricordare che tutti i grandi autori italiani, sappiamo uno solo di tutti, Manzoni, io casa non parlava il toscano letterario perché non lo sapeva, non era una lingua spontanea. Lo ha imparato talmente bene l'italiano che ha fatto miracoli con che la lingua là, ma non era solo lingua mare. Tanto sì che fa Sofioi e Sofioe che lui voleva che imparasse mica il lombardo, perché tanto gli imparava per forza, ma che imparasse il toscano e che aveva tolto una balia, no? una colf, una bambinaia, come si dice? Non saprei neanche come dirlo perché se parole che arrivai dopo. Una serva, insomma, in casa, toscana. E allora io era convinto, cosita, di insegnare a Sofioi a parlare in toscano correttamente. Cioè, c'è appunto toscano, parlerà in toscano. E invece no. E invece il toscano letterario che veniva ad operare io letterario, appunto, per farvi un esempio, è il predica di dire buono, nuovo, qualche di tongazione là. E il toscano dell'Ottocento in realtà faceva come il Veneto, cioè non si mia la U. E ora la serva diceva è nuovo, è buono. Invece in Veneto diciamo è nuovo, ma è buon. No. Però la U no, che invece che sia in italiano. Quindi anche acciappando la serva toscana non esiste buono insegnargli l'italiano a Sofioi. Persuaso di questo, Manzoni in dell'800 e Rotti e scommessi a fare insieme col nuovo ministro dell'istruzione, non mi ricordo come si chiamava, e scommessi a fare il dizionario Paescoe, dizionario della lingua italiana, Paescoe. E sebbene che tutti diceva descrivere ed operare il toscano letterario, l'uso scritto del toscano, e dunque da dire nuovo, lui aveva stabilito che per l'uso era meglio parlare il toscano vivo, cioè quello il toscano dell'Ottocento, della gente colta, sì, ma dell'Ottocento. E dunque il suo dizionario, il primo dizionario Paescoe, fatto con Manzoni e che dopo l'è morto, ma l'ha pubblicato dopo, e si chiama Nuovo Dizionario della Lingua Italiana. Dante non sarebbe stato d'accordo, eppure quello era toscano, ma dell'Ottocento. No. Dante che aveva detto nuovo, eppure Dante che aveva detto nuovo, sempre sul primo canto, dice che nel pensiero rinnova la paura. Quindi no, rinnova, dovrebbe essere rinnuova eventualmente, però anche in italiano si dice rinnova e non rinnuova. Quindi è una, come si dice, l'italiano che devo imparare, perché io non ho insegnato, ma devo imparare con gli occhi. E ancora adesso, anche ieri parlavo con dei colleghi a scuola, ancora adesso gli insegnanti di italiano a scuola non sa la pronuncia corretta della lingua italiana. Tanto sai che per curiosità principalmente, mi sono messo a studiarla, perché a un certo punto ho capito, ok, il Veneto è così, ma ora l'italiano che ne insegna a scuola, cosa sia?
E come vai a pronunciare? Allora, mi costa fissa delle pronunce corrette. Come che quando che parlo inglese corretto voglio che sia inglese corretto, quando che parlo veneto corretto voglio che sia veneto corretto, e il più possibile, perché parliamo, facciamo confusione anche se è la nostra madre lingua, è normale. Ma l'italiano mi sono accorto che il 99% di insegnanti di lingua italiana, peso ancora quelli che sono in Brasile del solito, noi sa la pronuncia, e in America in generale, noi sa la pronuncia corretta della lingua italiana. Perché? Perché crede che siccome chi si è discendenti degli italiani, allora sa l'italiano. Il problema è che i discendenti degli italiani non mi è necessariamente sa l'italiano, perché tante volte semplicemente sapeva il siciliano, sapeva il veneto, sapeva il furlano, ma non l'italiano. Tanto sai che non solo all'estero, ma anche qua in Italia, scoia, non si sa la pronuncia, non viene insegnata ai tosati scoia la pronuncia corretta della lingua italiana. In Francia, una roba del genere, la sarebbe impossibile, perché ora che tiene la pronuncia corretta. L'insegnante, con tutti che dici garçon, e in francese te parte dice no, garçon. E se la stessa roba è, cioè, non che mo sbagliare, solo tenuto a bocca manco duretta, ma parlori a pronuncia è fondamentale. Invece in italiano dire casa o casa, se è quello stesso, perché l'italiano è uguale ovunque, è sicuro, si vede. Però se il Veneto il dice, non so, Mastro e Porseo, no, sono parole diverse, allora c'è un dialetto. Perché cambia. Quindi è tutto sbagliato, capito? Bisogna che inserimo come Veneti, che è il nostro ruolo tante volte, bisogna che inserimo da nuovo la scienza dentro le robe, il pensiero, il studio, la logica, la coerenza. Non pretendiamo tanto, ma il manco che lui ne vende come un dolce e un gatto con lo zucchero sopra. Diciamo. La mia domanda è più sociale de linguistica e vorrei sapere se come è la situazione della lingua veneta tra i giovani in Veneto, se idriu parlare abbastanza o i preferisci l'italiano, come è la situazione? Allora, come è la situazione? La situazione è meglio di anni in Drio. In tal senso che, vi faccio un esempio, siamo nel 2021. L'Accademia della Buona Creanza è stata fondata, si è fatto i primi incontri nel 2013. Marzo 2013 è stata la prima volta che seguiamo Catà, senza ben sapere cosa fare. È stata fondata nel 2014, 7 anni fa. Noi avevamo, perché si chiama Accademia della Buona Creanza, mi ha domandato anche a certi professori universitari, perché non si chiama Accademia della Lingua Veneta? Era più facile. Tanto sei che dopo che abbiamo aperto il Dipartimento Accademia della Lingua Veneta e adesso se firmiamo anche come Accademia della Buona Creanza, virgola, l'Accademia della Lingua Veneta, per essere più trasparente, si capisca meglio cosa che è. Ma perché non abbiamo stabilito di non avere il nome Lingua Veneta dentro? Perché faceva paura. Perché somigliava a una roba fuori di testa, poi teghisata. E ancora adesso che c'è sta paura, sto rischio. Ma a forza di dimostrare che non è vero, facendo tutto quello che serve per dire e mostrare che la lingua la può essere parlata in tutti i contesti, che non è un monopolio di una parte politica o di che altra, e che si riesce a parlarla entrando sulle scuole, fare tesi universitarie, fare manuali universitari, fare corsi universitari, fare corsi sulle scuole, produrre libri importanti, produrre libri partosati, prodotti informatici, fare conferenze. Tutti questi elementi fa sì che se possa cominciare a parlare di lingua veneta. E forse da 3-4 anni a sta banda, i giornali scommessia a accettare di scrivere lingua veneta e se passai, proprio se uno va a guardare i giornali potremmo fare uno studio dell'andamento delle robe. Da dialetto veneto a lingua veneta, tra virgolette, proprio scritto con le virgolette, no? A lingua veneta.
E non è finita, perché finché sei temo chiamare lingua veneta, per opporlo a dialetto veneto, vuol dire che abbiamo ancora in mente il dialetto veneto. Siamo ancora a fare l'opposizione. La vera vittoria è quando che basta dire veneto. Questo è quello che mi interessa. Che se possa dire ho scritto in italiano, o ho scritto in veneto, o ho scritto in portoghese, o ho scritto in francese, o ho scritto in siciliano, o ho scritto in furlan. Non occorre dire lingua friulana, in furlan, sapendo che sia una roba differente dal veneto, come anche dall'italiano. Questa è la vera vittoria. Mi che lavoro scoe adesso, posso dirvi, sia per esperienza mia di vita, per andare meglio a risposta alla domanda di Fernando, posso dirvi che mia sorella, per esempio, che è del 2002, una studente del 2002, casa, mia mamma e papà che parlava sempre in italiano, ora che quando ti parlava in traduzioni, perché era una tosa, no? E perché si era cambiati i tempi. Già, vi dicevo prima, già dal 92-93 c'è stato un cambiamento. Cioè, già da quei che se ne su nel 92-93 che c'è stato dei cambiamenti. Non so se c'è stato Chernobyl o roba del genere. Sta di fatto che c'è stato un mutamento di tendenze. No? In realtà c'è stata la televisione massifegata, probabilmente, ancora di più. Dicevo che ho cominciato a sentirla parlare in veneto quasi andata ai superiori, dunque quando che parte l'adolescenza, quando che è giovane e comincia a contestare l'autorità dei genitori. E dunque, siccome i genitori mi hanno impedito di acquisire questa lingua, mi adesso mostro che mi so meglio e la imparo e la adopero. Questo quasi è un elemento. Non ho visto solo che è stato visto da diverse persone, non si è mai stato indagato sta roba a livello, diciamo, universitario, di ricerca, però è un elemento importante. Posso dirvi che scuola, come vi dicevo, già il solo fatto di sapere che mi occupo di Veneto, i tosatti che hanno 11, 12, 13 anni, io mi domanda e mi dice ma prof perché non fa più video? Tu perché bisogna che mi laureasse, no? Ecco, adesso cosa fa la laurea in scienze del linguaggio. Però i caro e con me viene parlare in veneto, cioè viene da me per parlare in veneto, per farsi correggere e gli accetta la correzione. È una roba fuori di testa fin a poco tempo fa. Ieri mi ha scritto un nostro collaboratore e mi ha detto guarda che ti perdi il posto del professore di lingua veneta. E ho detto perché? Perché mia moglie che lavora su una scuola elementare ha mega detto che ancora, elementare vuol dire dai 6 ai 11 anni, l'ha mega detto che ancora immensa, sto tosato de terza, dunque che avrà 8 anni, e si era di insegnargli a tutta la tavolata dei suoi compagni come che si dice i dì a settimana in Veneto. E ora lui diceva l'uni e tutti gli altri in coro doveva dire l'uni, e finché non diceva tutti, lui non andava a dire marti. Ecco, questo è ora di conseguenza il nostro, questa quasi è la tendenza che mi vedo e è frutto anche del lavoro nostro, evidentemente. Di questo non nego le prove, ma che ne sono sicuro. Questo è il lavoro nostro, cosa che abbiamo da fare? Ed è l'idea che mi ho fin dall'inizio. E è un po' forse la filosofia sia dell'accademia, ma anche che secondo me tutti che avrissimo da avere. Zero alibi. Cioè, se uno vuole imparare il veneto e non ha un strumento, te che ha dato l'alibi per non impararlo. Se non esiste un corso del Veneto, un libro per autoapprendimento del Veneto, non esiste un manuale universitario per formare insegnanti del Veneto, non esiste i materiali per insegnare geografia in Veneto, dite Sidrio Darghe un alibi a chi che non vuole che venga fatto per dire ciò non si può perché non è. O ti si deve impedire a chi che vuole oggettivamente che sia un impedimento, perché chi vuole impararlo, adoperarlo, impararlo.
e anche a poitica se che dà un alibi. Se non esiste una forma sistemata, solida di lingua veneta, come effetto dire adesso cominciamo a scrivere le leggi regionali in Veneto? Perché è un alibi se non che sia suo strumento. Per questo è un ruolo nostro, non solo testimoniare la lingua, ma anche essere auctores, quindi quelli che fa crescere la lingua, come? Generando strumenti e prodotti. Questo sì. Manco, come si dice paradossalmente, manco ciacque e P produzione, robe che resta. Anche queste qua che si devono fare qua insieme, però non c'è ciacque, qua si devono formarsi, qua si devono imparare da vi altri si devono imparare da me, e perché questa roba qua, la conoscenza, è scambiare le università nella sua così, uno parla di quello che lui sa meglio, e al giro dopo lui si mette a ascoltare qua appena è il foglio e ascolta quello che dice gli altri che si più specializzati su un'altra roba. Quasi il progresso e la conoscenza. Se saremo buoni nel fare tutte queste robe in Veneto, che vuol tempo ma bisogna farle, il risultato è non sicuro, ma come che diceva, non mi ricordo chi, mi piace la citazione ma non mi ricordo mai chi che dice, e il cambiamento non bisogna crearlo, basta, se facile, basta renderlo inevitabile. Dopo succede? A forza di scontornare che paratorno, a un certo punto il paese va solo da solo. Non occorre che ti tiri le bombe, basta che te vanghi intorno. Prima o dopo il sì. Ecco, questa è un po' la situazione. Dopo che sei influencer che aiuta, che sei siamo progressivamente, finalmente, dobbiamo muoversi da un Veneto dove farà per ridere, anche per essere volgari, ma è un processo normale sto qua, se parte il recupero della lingua parte dalla parte bassa purtroppo della lingua, dopo uno dice che bello, mi diverto da morire, però nel Veneto non è solo porchesare, bevare, e si scommessi a defolclorizzare la lingua, e Dio manca che scommessi a fare sta roba, se è buoni di portarla a fare tutto quello che era in grado di fare, perché il Veneto era già buono di farlo, il Veneto è una lingua che sa basà 50 kg, solo che in quel tempo, a forza di parlarla poco, aveva forza di salire 3-4. E ora a 3-4, arrivare a avere il muscolo del sare 50 kg, bisogna fare allenamento del continuo. E basta farlo. La domanda la è, qual è l'importanza della grafia ufficiale della lingua veneta para i parlanti del Veneto qua in Brasile, Italia, Messico e Istria? Grazie. Allora, cernimo la questione su due livelli, ma anzi di tutto l'importanza obiettiva che la ha. In che senso? In un certo senso, cosa che la cavaria da servire. E la grafia ufficiale, per tutti in generale, e poi ufficiale si intende sì che sta ufficializzata appunto anche da Regione Veneto, però uno può dire Regione Veneto, non è il solo ente che può dire cose come che sia la grafia. La vera verità è che l'importante per una grafia è che a che sia. Cioè, a da essere, a da funzionare senza dubbio, a da funzionare, a da essere, a da essere, a da funzionare e a da essere doparà. Perché una grafia perfetta che non viene doparà non ti sapere mai se funziona. Quando che una grafia invece la viene doparà, al manco ti sai che funziona. Perché finché la viene doparà, ti sai che funziona. Se è anche, diciamo, ufficializzata, diciamo che questa roba l'aiuta chi che ha il suo dubbio o che non ha abbastanza competenze, magari linguistiche, o ha idee sue tutte differenti, ma per la maggioria delle persone dire che questa grafia qua la dopera tutti quanti, è doparata trasversalmente a livello internazionale, e se è una grafia, mi credo la sua grafia, non so, se è la grafia pensata appositamente perché il Veneto è così ancora. Perché, per esempio, no, se dice il discorso delle di prima, le tagliavano così era mia sui testi tradizionali del Settecento. Sì, vero, ma cosa cambia? Alla fine, se uno guarda la grafia del Veneto del Settecento, intanto non sapevamo bene cosa si pronunciasse dal Dio quello che scriveva.
Ma la roba interessante da capire è che questa illustre tradizione del 1700 non seguiva l'illustre traduzione del 1400, se ne ha fregato completamente. Siamo visto in avanti. Il modo di scrivere il Veneto del 400 non è quello del Veneto del 1200, che è quello. E cosa vuol dire questa roba qua? Che non c'è nessuna tradizione? No, vuol dire che la tradizione non è ciapare, ma anche a cernire cose che andano avanti per quello che serve ancora. E pensare alla lingua veneta, di doparare gli stessi strumenti che si doparavano nel 700, può andare bene se te da interpretare l'uomo del 700, ma se te da interpretare i bisogni, le visioni, le tendenze dell'uomo di ancora, qual è la differenza rispetto a qual è la grande differenza che c'è ancora rispetto a solo 100 anni indietro? Qual è? Che il 99% della popolazione sa leggere. E i sa leggere, qua è il problema invece, i sa leggere in te lingua che è stata adoperata per alfabetizzarli. Secondo il terzo problema dell'uomo invece di adesso, che tutti sa al manco 2, 3, 4 lingue. Dunque se sei in grado di gestire diversi codici ortografici in base ognuno per la sua lingua. Tutte le lingue non, diciamo, che non sono ancora riconosciute, tutte le lingue les è legato problema, specialmente una lingua come il Veneto, che ha una tradizione stralonga, stragrande e stragrossa di lingua e di varietà anche dei tipi di testi differenti. Andiamo da testi religiosi a testi di astronomia, andiamo dal conferimento della dote per matrimonio al trattato internazionale. Metta che mai in mezzo 8 secoli di documenti, è chiaro che si è a fissare qualcosa, che è una sintesi ad usum odierno di quello che è la grafia. Però le persone ne sono esposte sempre di più, ma mai in maniera sufficiente. Perché se che pensai, anche a scrivere in portoghese brasiliano, non è mia facile. Sebbene che sia una lingua ufficiale, insegnata e doparata su ogni livello da sempre, dagli altri, da sempre, da quando esiste un stato strutturato, no? Vuol dire che tutti quanti si ricorda che ne so, che il relatorio ha l'accento. No. E ora vuol dire che non esiste una grafia ufficiale. No. Anche se che la quantità di assorbimento della regola che ha le persone è limitata. Nel caso Veneto è ancora peso, perché non esiste un insegnamento diretto e appropriato e continuativo e obbligatorio. Già questo dice in te stesse condizioni l'italiano è che ha scritto la parola a mezzo in 3 modi diversi. Giusto? E quindi se non un percorso lungo. Grazie. È un percorso lungo, speriamo in del tempo. Ecco, una roba, Fernando, prima di andare avanti. La roba importante è che sia d'accordo non quei che riceve, paradossalmente, ma gli autores, cioè quei che produce. Se quei che produce ha una concordia sull'utilizzo della grafia, il resto è una conseguenza. Cioè, come si chiama? Le spine e le prese della corrente. Vegai domandare qualcosa a voi altri, a me non mi ha domandato niente se mi piaceva quei 3 busi in verticale o in orizzontale, o messi così o così o così. Vegai domandare qualcosa. Eppure siamo altri gli utenti finali. Siamo altri che impissiamo a televisione, mettendo dentro a spina, no? Però se ha messo d'accordo chi che televisione le fa, chi che elettrodomestici li fa, gli autori si è messo d'accordo e si è cattato un accordo e ori e la televisione funziona perché se quando che metto dentro c'è pa fuoco tutto e ora si bauchi gli ori. Però se funziona tutto e va avanti bene, cioè, vuol dire che si ha pensato e che funziona e che può andare avanti. Se siete d'accordo chi che fa, chi che produce, chi che vuole formarsi, chi che vuole far fatica, se siete d'accordo chi che vuole far fatica e vuole costruire, quei che a voi al manco di far fatica sarà contenti di cattare il lavoro fatto. Grazie per l'invito.
buondì, buonasera Alessandro. Grazie per la ciaccola Alessandro, è vero interessante. Mi piace, più che fare una domanda, mi fa un commento, mi piace la parte che tu hai detto, che cosa parla di lingua, di migrazione, come qua in Messico, come in Brasile. Avevamo sempre questa idea di che si parte come da zero, no? E arrivati e si scomincia da nuovo, no? Quando è che desmentegò 500 anni di storia, 1000 anni di storia che era là, no? Non è che perché gli arrivati in Messico, in Brasile, in America, si è andati persi. Allora, mi pare interessante anche dare in drio, no? Altri da qua e cattare queste radici, no? Che dopo tu ne le ha fatte vedere bene in questa ciacola, mi ha piaciuto. E niente, grazie per l'invito, per fare il commento. Ciao. Sì, c'è il discorso dell'alfabetizzazione, no? E se mica avesse, se sappiamo dei abitanti del Rio Grande do Sul che non sia mai stati in contatto con testi in lingua italiana né in testi in lingua veneta, mai parla veneto brasiliano, secondo gli altri come se chi scriveria ciao, scriveria come? Scriveria in base alla grafia portoghese, che ha imparato. Ed è questo il difetto. Se neanche che avessimo difetto, sì, il problema. Se potesse alfabetizzare le persone in maniera complessiva e comprensiva e fargli capire, perché adesso vi conto una roba veramente impressa, e abbiamo qua dei studenti magari che non te ne scuola, ma mega contà, un tosato, un boccia di 6 anni che si fiore di sua mamma, mi pare che sia italiana, insomma, e so papà che sia inglese. E ora lui a casa parla sia inglese che italiano, ma più inglese che altro perché abitava da. Venisto qua, la professoressa, la maestra di italiano, gli ha detto: mi raccomando, a casa non parlare più in inglese, perché se no impari male l'italiano. Ma che discorso zero? E purtroppo maldestin qua in Italia, ma è un difetto di tutti gli stati che hanno un passato nazionalista, dunque tutti praticamente, è il monolinguismo. Dunque, se insegno il portoghese, bisogna desraisare via tutto il resto perché sennò fa confusione. La roba è distruttiva, bisogneria insegnare a cernire, a dire e a tenere separati i modi di parlare e parole e anche il modo di imparare a scrivere. Qui impara a scrivere si capisce a dire non in Italia si dice così, si scrive così. No, in italiano si dice così, in Veneto invece si dice in quest'altra maniera. Così il cervello funziona, qua distinzione, cernire, e ora cresce il cernimento del cervello. Se no, per non fare confusione, che vendiamo bugie. E ora, piuttosto delle bugie, è meglio la confusione. Perché manco di confusione te venirà il dubbio a un certo punto. Invece, a forza di contare bugie, la gente si è disabituata a vedere la verità. Non si è più buoni scrivere in un certo modo perché in testa che si ha piantà dei valori sbagliati e di conseguenza in Italia, per esempio, non so, quando che uno si l'ansia come facevano i giapponesi per l'Arbor, e se l'ansia con l'aereo per farsi sciopare sulla nave americana, e che chiama kamikaze. Perché? Perché in italiano la Z si legge Z. Poi dice Kazakistan invece del Kazakistan. No, gli altri dicono, ma perché parla così? È perché in italiano la Z è quella là. Però non ti si può cavare dalla testa che la Z rappresenta Z in italiano. Abbiamo detto che in italiano rappresenta sia Z che Z. Sia la Z del Godzilla che la Z del tsunami. E non si i siete che a Disi non si incorge neanche perché in italiano si scrive compagna, stessa lettera. Se io Disi, no, è la stessa pronuncia, stessa roba. Talmente se l'autoconvinzione è potente. Quello che abbiamo da fare è appunto insegnare a rilesare e a riscrivere, ma di conseguenza a manipolare bene le lingue. Perché se uno pensa a una lingua solo, o in mente una lingua solo, sta roba è un problema. Per lui. Perché farà fatica a imparare anche l'inglese, spagnolo, portoghese, francese, se ha in testa il monolinguismo come difetto, come
come virus. Oddio, ho capito la parola virus. Che vuoi il vaccino veneto al virus del monolinguismo. Professor, perché chamei la língua de italiano e descendenti di Veneti in Brasil? E la seconda, secondo te, cosa bisogna fare per la lingua e cultura veneta ciappare il riconoscimento che la meritano dei nostri stadi? Allora, perché il chiama italiano? Perché il discorso è proprio questo, che anche a Menona è del 34, non caga, ha 87 anni. E a Dise, anche a Dise niente parliamo italiano. Capito? Però se vuoi imparo l'italiano. Perché? Perché in realtà il Veneto e anche il siciliano io riga a studiare sulla scuola fascista italiana dove gli ha detto che quello che parliamo niente è un italiano spotaccia, parla mai. E il paradosso dei paradossi è che se Pifassi che in Brasile sia, mi me so domandare, allora, mettiamo insieme quello che ho appena detto con quello che ha detto Edoardo, però vuol dire che tutti i veci gli dice che è italiano. E perché ora mi dico e se scandalisemo se si chiama italiano in Rio Grande do Sul? Perché questo problema è già stato già risolto dai autori del Veneto brasiliano. Perché Stravinsky, ma anche l'usato stesso e anche quei intrameso e prima, tutti doparavano il termine Veneto. E sapevo perché? Proprio perché era in contatto con parlare diretto davanti casa, roba che a me nonna non è mai successa, con furlani. Chi parlava una straniaria, chi era italiani anche loro, ma parlava una roba che somigliava aliena. Ecco perché in Brasile i segai in corto, vessi in corti, i vostri primi autori, segai in corto, che quello che io parlare meno è italiano, perché il furlan che diceva non è italiano, ti è veneto, il mio è furlan, perché se no, se solo il veneto è italiano, vuol dire che il furlan è alien. Quindi se proprio in Brasile che non avrebbe da succedere che si chiama italiano, proprio sul posto che avevi fatto il passo avanti giusto se ha fatto dopo il passo in Rio. Ma non è autorizzata a marca italiana, perché io con siciliano non ho mai parlato, neanche con furlan, sebbene che sei qua a 100 km, 150, distanti perché se... Però, ecco, capito? Quindi, proprio in Brasile, se in corto il lavoro si era fatto bene, dopo non so cosa che sia più successo, è salta fuori qualcosa che ha cambiato carte in toia, ma senza una continuità. È successo qualcosa. Qua non voglio neanche indagare perché non mi interessa. Sta di fatto che è successo qualcosa che ha portato fuori da via giusta, che sia via di una scientificità che ha come base il principio logico della non contraddizione. A uguale A e A non può essere non A. Questa è una specie di risposta a Fernando in P al discorso che abbiamo fatto prima. Cioè proprio in Brasile dove si chiamare Veneto, proprio perché sei i furlani che ancora parla furlan e si gacata casa davanti casa, roba che non è mai successa qua, ripeto, è questo. Cosa che bisogneria che facessi gli altri là. Qua da nientri basta e solo in Italia che costruimo quello che manca. Là invece che avevo un problema in B, che bisogneria anche desfar quello che sta costruito da sbagliare. Perché o che se c'è sto relatorio o di chi altri enti che sia, non so se sono l'Università di Caxias o altri, e se che domanda cosa che è sto relatorio e se non è il caso di aggiornarlo a qualcosa di un fiatenin più accettabile dal punto di vista scientifico, se no, perché è un paradosso incredibile,
Perché in fondo dentro il relatorio c'è scritto su vari punti che in realtà la base del coso è assolutamente il Veneto. C'è scritto. Quindi c'è scritto, ma c'è scritto anche al contrario. De conseguenza, è come se fosse io tenere, per te pazienza per l'immagine, tenere il culo su due careghe. Ora, chi che vuole dire una roba e se ponta parte qua, chi che vuole dire che altra e se ponta parte qua. E i garazon tutti due, no, sta qua non c'è scienza, o garazon uno o garazon che altro, o go da dire che tizio garazon 80 e che altro garazon che lui, ma 20 però. Perché in tutto la ragione da far 100 non puoi fare 500, se no bevemo tutti insieme e col vinghiamo tutti ragione, no? E non è così. E ora, cose che bisogna che fare? Secondo me, i cambiamenti a livello eventualmente politico, perché qua sono stati fatti, là da Vialti, sono stati fatti dei cambiamenti, comunque delle azioni politiche per ottenere un riconoscimento che è stesso, in tutti i modi, è una roba importante e anche utile, vorrei dire. Però bisogneria chiarire anche in costante sto relatorio e costante il suo utilizzo per la rappresentazione a livello legale del Veneto, del italiano, del suo riconoscimento, se do robe, come che diceva l'usato in sua grammatica del 94, italiano o veneto brasileiro, quindi sta roba o st'altra se la stessa roba, se è così, se insegna il veneto brasiliano e quello è l'italiano. Ma se l'italiano non semia il veneto brasiliano, bisognerebbe che mi spiegasse cosa che è. Perché allora non l'avevo mai visto. Sta lingua intendesta come somma de veneto, furlan, lombardo, piemontese, l'1% e mezzo, insomma è veramente, non so, Frankenstein, un tocco di questo, un tocco di quello. Non stai facendo i tocchettei messi insieme che si crea un organismo che esiste. E dovrei spiegarmi cosa che è questo italiano, se non è vero che è il veneto brasiliano. E ora, se procede avanti sul veneto brasiliano, perché di questo è l'unica roba che siamo sicuri, è veneto quello che Gavi, che parlè di altri, è il veneto come il mio, ma non è compagno del mio, è un veneto brasiliano. Però è sempre veneto. È un gatto rosso, ma non so che perché è rosso e ora è una gaina. No? Perfetto. E invece il mio è un veneto marron ed è un gatto marron ed è sempre un gatto, però è marron. Ma poi sei qui che ha il gatto picciaro, però è sempre un gatto. E viva i gatti. Bisogna capire chi invece dice che l'italiano è una roba differente dal veneto brasiliano, è loro che ha l'onere della motivazione, l'onere della prova, dell'evidenza, di dimostrare cosa che è l'italiano se non è il veneto brasiliano. Nel frattempo, mi credo che sulla base del relatorio e cavando via gli errori macroscopici che però colpisse tutte e due le teorie, dire che l'italiano o veneto brasiliano è sia italiano è una follia, è un errore sia se che siamo italiano ma sia se che siamo veneto brasiliano, quindi che roba andaria sistemata. Però dal punto di vista del nome in realtà è il veneto brasiliano da Vialti si sa riconosciuto, perché se il relatorio dice che si chiama italiano o dialetto veneto o cos'era lingua dos nonnos o roba del genere, uno dice che si chiama veneto e è il veneto del Brasile, dunque è il veneto brasiliano, mi lo porto avanti se è la lingua co-ufficializzata in tanti municipi del Brasile, che sia la lingua riconosciuta dal 2014 dal ministero decreto del ministero quel che sia, e se porta avanti è già così. E se invece viene detto che no, l'italiano è mia il veneto brasiliano, bisognerà domandare che cosa che sia allora l'italiano e cosa che si deve insegnare chi che dice che insegna italiano, perché se si deve insegnare o comunque si deve lavorare con la stessa roba e ora sia la stessa roba. Dopo faremo un principio filosofico che è quello del rasoio di Occam, che dice che
se una roba solo, magari avere un nome solo, non si può dare 4 nomi, italiano, veneto, brasiliano, cernimo il nome, visto che femo scienza, cernimo il nome giusto, sistememo gli errori, le improprietà fatte da sto relatorio, e la risposta sarà necessariamente che bisogna ciappare e portarlo avanti come veneto brasiliano. Perché il termine italiano, abbiamo capito, che è il referenziale sbagliato. È un termine popolare e la scienza, l'accademia, l'università non può basarsi sul popolare. Perché se no, non c'è più scienza, cioè la scienza è una sua apposta per sistemare gli errori del popolare. Gli errori, le devianze, i problemi, le sviste, le miopie. Ecco, speriamo di farle, Fernando. E in ogni caso, che c'è sempre una sola roba che vince. Autor, creare, fare. Chi che fa, vince. Perché? Perché fa più fatica. E quindi l'impara dei piedi quelli che parla solo. Buondì professor, buondì tutti quanti. Vorrei sapere in più sulle varianti del Veneto in te paesi slavi e anche un poco sull'immigrazione dei slavi in Veneto in tel passato. Allora, aspetta che vi faccio vedere se... No, vabbè. Adesso mi si per fin blocca su il computer e volevo farvi vedere un'altra immagine. Se no provo a mettervi in... No, si è aperto. E ora aspetta che vi faccio vedere una mappa delle varianti. Allora, schermo intero. Qua. E vi faccio vedere sta qua. La vedi io? Sì? Per parte sì, vero? Sì, sì. Allora, queste qua sono le macro varianti le varianti del Veneto. Se mi vago in qua, e ora vedi sta qua è il Veneto, qua è il confine del Veneto, qua è provincia, qua è Verona, qua è Vicenza, qua è Padova, Venezia, Treviso, qua è il Poesine, Rovigo, qua è Feltre, Beun. Sto qua è la regione Veneto. Già 40 siamo in Trentino, difatti in verde oscuretto che è il Trentino. Qua che è, sopra qua che è il Ladin in realtà, qua che è il Furlan, questo qua è la regione Friuli, Venezia, Giulia. Vedi che però è il Veneto che entra dentro di tutte le province tra una roba e che altre. L'Italia la finisce qua, così. Qua finisce l'Italia. Qua è la città di Trieste, dove è il Triestin, che stesso è un Veneto, dove è qua? Che stesso è una varietà veneta riconosciuta da tutti i cosiddetti dialettologi in Italia. Sta fascia qua è il litorale cosiddetto della Slovenia e qua si parla veneto anche qua. Sta qua è l'Istria, praticamente sta qua è l'Istria, sto triangolo 8 qua è l'Istria. Sta parte è l'Istria slovena, da qua uscita è l'Istria croata. Vabbè? Qua invece che se altre, diciamo, ex territori che erano afferenti alla Repubblica Veneta linguisticamente, ma stiamo qua sull'Istria. Come che si vede, i parlanti se pochi in riduzione anche tra l'altro. Qua si vede che si sta appunto, come che sicuramente Edoardo voleva segnalarne, che si sta la migrazione successiva alla seconda guerra mondiale, ai disastri, diciamo, alle conseguenze disastrose delle politiche fasciste verso i slavi, quando che l'Italia era anche qua. No? Di conseguenza c'è sta l'esodo delle popolazioni istriane, zuliane e dalmate. Quindi se emigrai non solo in Veneto, ma se scampai da queste zone, che qua se entra a far parte della Jugoslavia, questa zona qua, e dunque è un sistema paracomunista, non sovietico, mia sovietico, ma paracomunista, sì. In l'esodo, se tornai verso varie città, se tanti
tanti esuli anche a Roma, a Milano, insomma un po' dappertutto nelle città più grosse in Italia, con diciamo una storie anche molto difficili. Altri invece se restai qua. Perché se restai qua, comunque il mantenuto un forte legamento con la sua lingua, tanto sei che qua si fa il famoso Festival dell'Istro Veneto, che è una roba meravigliosa, perché sono tutte quante canzoni inedite, fatte anno per anno da una ventina, una trentina di autori differenti, e inventa canzoni in Istro Veneto. Dunque qua si parla di Istro Veneto. Dal punto di vista linguistico, sto Istro Veneto è interessante perché qua anticamente c'era un'altra lingua neolatina, Sorea del Veneto, che era l'istriotto. Qua era appunto questa vecchia lingua che resiste ancora sulle ultime generazioni in certe cittadine tipo Rovigno, ma anche qua, specialmente in il sud qua, così, questa zona qua. Qui più distante anche dall'accesso verso Trieste, verso l'Italia, perché le persone che abitano qua, tanti di loro, guarda che da qua a qua, che c'è 35 km di distanza, quindi si attraversa due stati in 35 km, tanti di loro vanno a lavorare a Trieste, ecco, e Trieste è in Italia. Qua, quindi, sto Istro Veneto, segnati di guardare i testi fino anche a 30-40 anni fa, i testi sono molto veneti e c'è un Veneto che somiglia tanto al veneziano. In fondo, se uno vada, c'è tutto un giro di costa qua, no? Anche perché l'Istria è stato uno dei primi territori che anticamente, ben prima che Vicenza, Padova o Treviso, questi territori entrati a far parte del giro economico di Venezia e anche politicamente in realtà. Però linguisticamente per gli altri le più vicine al Veneto brasiliano al Veneto rispetto all'Istro Veneto, perché l'Istro Veneto ha perso anche per colpa del veneziano, ha perso certe caratteristiche tipicamente venete e che si ancora i riscontri, che si ancora prove che era certi elementi, certe caratteristiche, però è sempre bisogna cedere in Rio, ma non da tanti anni, da 20-30 anni, perché se ne andiamo in cerca dei testi dei 20-30 anni in Rio, c'è tanto più veneti di adesso. Ancora adesso le riconosciuto essere Istro Veneto, e lo se, non si può dire che sia italiana, si sa che non è italiano, però dal punto di vista linguistico la purezza si deve sfantarsi. I savoni a Venezia, a Venezia in generale, i savoni era il modo veneto di dire slavi, quindi vuol dire che viene da qua solitamente. E era tra l'altro il nome di una delle truppe più importanti e anche più tremende, più feroci che era in Repubblica Veneta. E a Venezia che si arriva di Schiavoni, adesso non so se era per motivazione diciamo, militare o anche più ampiamente, sta di fatto che il termine deriva proprio dalla versione veneta della parola latina sclavo, sclavonis, da dove tra l'altro, adesso bisogna dire quello che c'è, viene fuori a parola sciavo, ma ovviamente la stessa raice anche dalla parola ciao, perché è quello, ma non sciavo in quel senso di servo, ma perché quella era a parola che veniva dopo parada per indicare la zona slava sostanzialmente. E quindi non è che sia come la parola sciavo, non è che voglio dire che se ti sia un sciavo e ti metto in caene, ma a zero dire mi metto a tua disposizione. E il termine, tra l'altro il cognome Schiavone si è diffuso in tutto il Veneto e i Schiavoni era tanto rispettai perché sebbene che il termine è gasta origine qua, in realtà era temui e era considerai come si dice, una delle adesso di storia militare non so per niente farà, bisogna che studi di P. In ogni caso siamo sicuri che era considerai
tra le truppe più... cioè quelli che si mandava avanti quando che il nemico era davvero cattivo, si mandava i schiavoni perché era quei che era in grado come si dice, chi era in grado di affrontare anche nemici un po', come si dice, difficili, ecco. Quindi era assolutamente molto molto stimai. E quindi sì, è un cognome, il Veneto si è pieno di questi nomi, questi cognomi, come si dice, che dà senso di derivazione. No, altissimo, se che pensate, il Veneto, il Furlan, il Ladin, ma il Veneto in particolare è che ha proprio contatto diretto, anche il Furlan in realtà, e che ha contatto a nord col mondo, è una lingua neolatina, quindi che viene dall'area latina, romanza, ecco. A nord che abbiamo il contatto con i tedeschi, il mio cognome per esempio è un cognome di origine che ha una raiz germanica dentro, però è venetisà col in finale, che è un diminutivo, no? E il tuo cognome è un nome, un termine latino che però segna una provenienza dalla zona dei Balcani, del mondo slavo, però è venetisà perché sei schiavon. Il modo corretto di pronunciarlo e di leserlo. Quindi qua in Veneto che abbiamo l'area neolatina, a nord però che abbiamo il gruppo delle lingue germaniche come il tedesco, e qua a oriente, a est, che abbiamo il gruppo delle lingue slave, e dunque lingue come il polacco, come il croato, ecco. E dunque siamo una zona votata da sempre a non vedere come si dice, mi viene a dire sta roba qua, visto che dice che i veneti sono rassisti praticamente solo loro, no, in realtà non è vero, perché è una zona che per geografia ha sempre dovesto e voesto essere terra per tutti, cioè te si Veneto perché te vuoi esserlo, non importa niente che te capi 100 anni di avi veneti, se ti resta bio, che ti non ti si mia Veneto, va bene, non te lo sì, basta. Come anche uno che veniva da fuori, questa è la nostra idea, uno che viene da fuori, se scommessi a parlare in Veneto, è Veneto, un altro giorno ero per dire a Venezia, e devo parlare in Veneto col cameriero che è di origine kosovara, del Kosovo, e io parlavo veneto. E che tu, se 20 anni che sono qua, mi parlo veneto, no? E sarebbe giusto, sarebbe normale, il beo sarebbe che ho là. E invece che avevamo veneti, chise veneti, che si refuda di parlare veneto, perché è una roba da gente chiusa, bigotta, ignorante, non ha capito niente. Però speriamo che di insegnarghe qualcosa. E la nostra storia, anche se beo analizzare i nostri cognomi, cioè il mio cognome, per esempio, da quello che ho capito, e da quello che si sembra, è il nome dei campi che quando che piove si imbromba di acqua. Cioè, non so che abbiamo tutti da avere il cognome nobile come Menegatti, capito? Ecco. Però il beo è che, come si dice, è il Veneto che ha questa visione ampia che è tutto il reverso di quello che dice che siamo, no? Come anche in Brasile succedeva, diceva qui che parla italiano, in realtà siete tutti imbriagoni. Anche qua io dice, non so che se i brasiliani o il tempo di Getulio Vargas si era cattivi. In Italia succedeva la stessa roba. Cioè, il Veneto è una lingua da imbriaghi. Vabbè, forse i ragione magari, non lo so. E penserà così, però ora vuol dire che il tedesco è una lingua da pieni di birra. Vabbè? Va bene? E invece il messegano è una lingua da gente che non è una lingua perché è spagnolo, perché se no, vabbè, la variante della lingua, dopo se no mi picca Edoardo se dico queste robe qua, e il messegano, siccome, cioè se andiamo avanti per stereotipi, capito? E ora i francesi ha la baguette sotto al braccio, e gli inglesi ha i denti storti, beve il tè ai 5, cioè cerchiamo di svessarsi fuori da sti puteisti qua, no? Cosa dici io? Ecco, e vodka, esatto, e cioè, cerchiamo di emanciparsi o fiatenì, no? Perché dopo quelli che vuoi il progresso, i progressisti tante volte, i manco progressisti, se progressisti sono solo dove chi vuoi, così come che i tradizionalisti solo dove chi vuoi, ecco.
l'importante seria accattare l'equilibrio giusto, il balance giusto per far andare avanti bene robe. Ecco. Grazie, se avevi bisogno di qualcosa, se vuoi scriverne, se avevi qualche curiosità tramite Fernando, sapevi che siamo sempre a disposizione. Se avevi qualche proposta, qualche idea, va sempre bene. Robe che si può fare insieme tramite Fernando, che siamo sempre. Un trucco. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, Grazie. 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 Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Bravo Alessandro. Grazie. Ciao Fernando. Grazie, ciao Alessandro, ciao Fernando.